Parla tifoso napoletano. Siamo tornati con un'altra edizione del nostro canale di notizie, portando informazioni esclusive direttamente dalla conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Come sempre, monitoriamo attentamente ciò che i nostri avversari hanno da dire prima degli scontri, e questa volta non è diverso. Prima di entrare nelle parole dell'allenatore, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità del Napoli. Ora passiamo subito a quello che ha detto Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha tenuto una conferenza stampa in vista dell'importante trasferta di Napoli. In programma domani sera, il tecnico viola ha espresso tutta la sua stima per il club campione d'Italia, il Napoli, ma ha anche fatto capire che la sua squadra sta lavorando duro per dare del filo da torcere ai nostri ragazzi. Italiano sottolinea: rispettiamo molto il Napoli, ma dobbiamo andare lì e giocare per rendergli la vita difficile. Lavoriamo duro per questo. Queste parole dimostrano che l'allenatore della Fiorentina riconosce la qualità della nostra società, ma dimostra anche la determinazione della sua squadra nel voler giocare una partita competitiva e stimolante. E, come sappiamo, partite come questa portano sempre una dose extra di eccitazione e imprevedibilità. Tifosi, stiamo per affrontare la Fiorentina ed è chiaro che si prepara a darci del filo da torcere. Ma noi tifosi del Napoli sappiamo che la nostra squadra è pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Cosa ne pensate delle parole di Vincenzo Italiano? Come vedi questo confronto? Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue aspettative e non dimenticare di mettere mi piace a questo video e iscriverti al canale per altre entusiasmanti notizie sul Napoli. Insieme, siamo la forza che guida il nostro club. Forza Napoli sempre!